elezioni politiche. Ascoltiamo il candidato del Movimento 5 Stelle alla Camera nel collegio di Agrigento, Michele Sodano. Nel collegio di Agrigento, candidato nell'uninominale maggioritario alla Camera per il Movimento 5 Stelle, Michele Sodano. Sì, ho ricevuto questa grande responsabilità, questo impegno lo faccio con tutto il cuore. Sono tornato proprio da una lunga esperienza all'estero di studio e di lavoro, ero sistemato a Copenaghen, lavoravo, ero ben avviato, però mi sono chiesto bisogna fare qualcosa per la propria terra. E così insomma sono arrivato qua ad agosto ed ho ricevuto questa grande possibilità adesso di potermi impegnare con tutti i cittadini per ristabilire una giustizia sociale, per poter portare in Parlamento quelli che sono i temi vicini alla popolazione, cosa che gli altri politici sicuramente non hanno fatto. Si tratta ovviamente di un'assunzione di impegno personale, politico, amministrativo per la provincia di Agrigento, per il territorio che ti appartiene. Sì, è una grande responsabilità, come ha detto. Ovviamente non è solamente il mio ingresso nella politica, la mia ambizione è che tutti i cittadini possano diventare sempre più partecipi, possano interessarsi ai temi fondamentali. Qua abbiamo delle priorità che sono state totalmente messe alle spalle. Se pensiamo alla sanità, all'istruzione, al lavoro, ai diritti, alle pensioni, dobbiamo immaginare insieme come può essere il nostro futuro e appunto portare nelle istituzioni quelle poi che sono le necessità e i bisogni dei cittadini. Dobbiamo fare in modo che la politica ritorni ad avere un ruolo centrale nella vita delle persone. Lo possiamo fare attraverso la formazione, la partecipazione e l'attivismo, e questa è una cosa più bella che si possa fare. Io lo farò con tutte le mie energie. Già da quando ho saputo questa notizia non mi fermo un attimo per parlare con i cittadini e renderli interessati, perché è un dovere di tutti, ma soprattutto dobbiamo assicurarci un futuro come popolo. Tu hai parlato di territorio, noi siamo nel territorio che ha visto la più grande emigrazione di sempre, io per primo me ne sono andato. Dobbiamo creare le premesse per fare ritornare tutti. Come lo possiamo fare? Investendo su piani di sviluppo, defiscalizzando le aziende dei giovani e promuovendo politiche culturali che poi possono andare a valorizzare il nostro già ricchissimo territorio. La più grande rabbia era: viviamo in un territorio dalle potenzialità immense, perché insieme non possiamo arrivare ad un grande risultato per la nostra nazione e per il futuro di tutti, giovani e meno giovani.